Sì. Amici di Sportiferi, ben ritrovati. Non ci si ferma un attimo qui al Memorial Carmelo Bongiorno, che è già giunto al suo secondo snodo di giornata. Scopriremo chi raggiungerà la sorprendente Accademia Trapani nella finale del tabellone allievi della prima edizione di questo Memorial, dedicato a uno dei pilastri del calcio giovanile palermitano, siciliano e non solo. E lo scopriremo tramite la seconda semifinale, quella che metterà di fronte il Gonzaga e la Costa Gaia del Cam, di fronte la squadra allenata da mister Inzerillo, che è arrivata seconda nel gruppo A, quello giocato a Misilmeri, contro la squadra di mister Pirrone, che invece si è aggiudicata in maniera anche abbastanza agevole proprio girone, quello giocato proprio qui a Misilmeri, scusate, a Terrasini ovviamente. Tanto foto di rito. Leggero ritardo sulla tabella di marcia, ma del resto i calci di rigore hanno prolungato l'attesa di questa sfida. Tutta in verde, come potete anche iniziare a intravedere dalle maglie, ovviamente verde quasi tendente al giallo evidenziatore per la Costa Gaia del Cam, verde un po' più forte invece per il Gonzaga. Dov'è la diretta, scusa? Foto di rito anche per la Costa Gaia del Cam, e poi si ricomincia a giocare in palio, come detto, l'accesso ad una finale che sicuramente ha regalato una prima sorpresa, almeno per quello che si è visto ieri, nelle partite di ieri, ma oggi grande equilibrio, grande intensità tra due squadre che alla fine si sono meritate quantomeno di giocarsela dal dischetto. Lì la maggiore precisione della squadra di mister Burgarella ha avuto la meglio. E adesso scopriamo anche chi scende in campo subito dopo questa partita, chi rimane in campo, che ricordo che la perdente giocherà la finalina contro la Fortitudo Bagheria. Direttore di gara che dà il segnale di avvio della gara. Comincia questa Gaia del Cam Gonzaga col pallone a disposizione della squadra in maglia verde scuro, che attacca da sinistra a destra, muove la sfera con i suoi due centrali, ovvero sia Profeta, che ha ricevuto da Conan
Pallone largo sulla sinistra, il passaggio per le centrali ora da Acquaviva. Acquaviva cerca rifornimenti a sinistra, Cassata viene anticipato dall'intervento di Pizzitola. Rimessa con le mani, palla allontanata nel cuore dell'area da Dumitrache. Altro fallo laterale con la Costagaglia che subito si va a mettere schierata abbondantemente sotto palla. Qui non riesce la giocata ad Alesso. Pallone subito recuperato dal Gonzaga con Conan che scorta l'uscita di Lorello, il quale va con i piedi a cercare di anticipare Vivona. Ed è calcio d'angolo per la Costagaglia. C'è la battuta dalla bandierina, alla palla che spiove nel cuore dell'area, colpo di testa da parte di Ala, palla che si perde fuori. Ala che è stato grande protagonista ieri, ha dimostrato di avere grandi qualità sia come finalizzazione che anche come doti atletiche, molto rapido, ha messo in difficoltà le difese avversarie. Qui l'intervento da parte di Masucci, Conan che va a raccogliere il pallone per cederlo a Spallino per il fallo laterale. La rimessa di Spallino, cerca la sponda Giambona che viene spintonato in maniera irregolare da Genco, e allora calcio di punizione già battuto da Acquaviva. Poi il cambio gioco di Cassata, c'è però l'anticipo da parte di Ala che corre già dall'altra parte, allunga la falcata il numero 9 inseguito da Sutera. Ricomincia allora da Vivona, Pizzolato, la sponda di Piazza ancora per Vivona che mette al centro il pallone, intercetta con un po' di difficoltà Cassata, pallone ancora buono per Ala. Ala converge, palla sul sinistro, il tiro! E subito super gol di Super Ala che porta in vantaggio la Costagaglia. Sinistro perfetto, Lorello battuto, vantaggio per la Costagaglia. È il primo gol su azione di queste fasi finali, mette a segno uno senza dubbio uno dei migliori giocatori visti in campo tra ieri e oggi. E subito deve inseguire il Gonzaga, qui perde una brutta palla, Masucci però non ne approfitta. Acquaviva insiste, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora si ricomincia. Dove palla molto velocemente la squadra di Mister Pirrone, subito avanti nel punteggio. Qui ancora con la corsa di Ala che arriva in area di rigore, Conan lo ferma, calcio d'angolo. Fatto di Ala già devastante sulla gara. Con tutta la calma del mondo Aldo Genco va a battere dalla bandierina di destra. Un po' di trattenute in area. E poi arriva il fischio con Genco che può battere. La palla che spiove sul primo palo questa volta, prova ad intervenire Piazza, poi allontana Acquaviva. Vivona arriva del primo, calcia in maniera liberatoria, più che altro la palla si perde nettamente fuori, oltre la linea di fondo. Oh, questo è che non ha detto ciao.
Batte subito la rimessa da fondo Conan, che gioca con Profeta, palla in avanti, l'anticipo di Genco, poi interviene ancora Capitan Cassata, la palla che però si perde oltre la linea laterale, rimessa per la Costa Gaia con Pizzolato, colpo di testa a mettere fuori da parte di Profeta, poi esce Cassata ad allontanare, la palla era già uscita prima dell'intervento da parte di Ala, si è fatto anche male, almeno inizialmente, il capitano del Gonzaga. Scusate, dietro c'è uno spinto. Che Qui c'è l'intervento da parte di Profeta che però viene bruciato da Vivona, il cross arretrato, interviene Acquaviva, poi ancora si lotta con Ala che recupera il pallone, Masucci viene aggirato dal numero 20 Cannella che innesca la ripartenza, Alesso, palla centrale, intercetta il centrocampo della Costa Gaia con Genco che apre subito per Piazza, anzi per Ala, Piazza è lì davanti che vuole ricevere e riceve, controllo a seguire di Piazza, affrontato da Profeta, palla fuori, E quella è la rappresentativa. resta con le mani. 10 del cielo. Che? Hai capito che? Vivona interviene, poi il colpo di testa, il contrasto aereo col fallo di Cassata. La battuta del calcio di punizione, c'è solo maglia del Gonzaga lì, il pallone è spazzato in fallo laterale dall'intervento di Spallino, rimessa per Pizzolato, Piazza in anticipo su Sutera, poi ancora Piazza, cross al centro, deviazione di Spallino, Lorello può intervenire senza grosse difficoltà, Spallino può avanzare, tocco centrale per Acquaviva, passa poi da Cassata che non aggancia e alla meglio ancora Ala per Piazza, poi la palla scodellata da Saullo che torna sul pallone dopo il rimpallo sfavorevole, ancora Saullo inseguito da Acquaviva, mette al centro, Acquaviva lo ferma, sempre Saullo fa sportellate col suo avversario, vuole guadagnare qualcosa, la palla è uscita, rimessa per il Gonzaga. Cannella, Alesso prova a lottare, lo ferma in maniera regolare Mongiardina, che guadagna anche fallo laterale, lo batte Capitan Paradiso, colpo di testa di Acquaviva, poi Conan prova ad allontanare ma sui piedi, anzi sulla testa di Vivona, anticipo secco da parte di Genco che va al contrasto, l'ultimo tocco è il suo, il duello con Giambona, fallo laterale per il Gonzaga, colpo di testa a mettere fuori, ancora da parte di Genco, ancora con le mani di Spallino, prova a lottare, ancora a centrocampo Giambona, poi Piazza anticipato da Conan, palla che cade dalle parti di Vivona che avanza, Vivona affrontato da Spallino che lo mette giù, calcio di punizione, è partita che ha già assunto una fisionomia abbastanza chiara. Calcio di punizione per Paradiso, Paradiso cerca la porta facile, intervento per Lorello,
Spallino, lancio lungo, veniva però incontro Alesso che non può arrivare. Allora può spazzare Bongiardina senza grossi problemi. Profeta, colpo di testa in anticipo da parte di Pizzolato, poi sbaglia il tocco Saullo, può ripartire il Gonzaga con la palla in avanti di Giovanni verso Alesso, l'anticipo di Dumitrak in fallo laterale. Avanza il piccolo trotto Sutera per battere questo fallo laterale. Qui vanno tutti a vuoto, riesce ad allontanare in qualche modo Saullo, poi Spallino. Spettaglia verso l'area, colpo di testa a mettere fuori ancora di Dumitrak, poi Saullo di testa. Prova ad intervenire Cassata, a vuoto qui Genco che rischia, poi riesce a far suo il pallone. Comincia dal suo capitano Paradiso, quindi non riesce Vivona ad avere la meglio su Conan nel contrasto. Ancora Conan scambia con Profeta che porta su la palla di Giovanni, si gira, tocco per Cassata, apertura a destra con Paradiso che anticipa in maniera netta Cannella. Vivona, il lancio per la corsa di Ala che sprinta contro Sutera, ancora Ala, allunga la falcata, riesce a passare, anzi no, perché si allunga, Sutera in scivolata, guadagna anche la rimessa. Può avanzare Spallino, Cannella, ancora Spallino, alto passo per andare da Alesso che punta gli avversari, poi d'esterno trova una gran palla sulla quale però arriva in ritardo Giambona, insiste però il Gonzaga con questo cross, il controllo da parte di Di Giovanni che non riesce, anche grazie all'intervento di Pizzolato, a intervenire. Ancora insiste il Gonzaga, Acquaviva, Cannella prova ad allungare la falcata, lo chiude Paradiso, ancora Cannella che insiste, entra in area, va giù, l'arbitro lascia giocare. Acquaviva ancora per il Gonzaga, Cassata dal limite sinistro con deviazione, quella palla rimane ancora buona, c'è la chiusura ai danni di Alesso. Acquaviva, attacco insistito del Gonzaga, sempre col suo numero 8 che la fa scendere. Acquaviva al limite, viene fermato, arriva il primo di Giovanni. Di Giovanni con il tiro, la palla smanacciata da Loduca e poi c'è il fallo. Respira la Costa Gaia del Cam perché per quasi 2 minuti ha attaccato solo il Gonzaga negli ultimi 20 metri. Ha avuto anche la possibilità di calciare con Di Giovanni. C'è la punizione battuta da Bongiardina, la palla verso Vivona che controlla col tacco ma non ci sono rifornimenti, allora Cassata, controllo ed errore da parte di Giambona. Rimessa in avanti di Paradiso, ancora a cercare Vivona, spalla alla porta contro Conan che lo ferma. Cannella sfrutta la schiena dell'avversario per farsi da triangolo, per l'arbitro fischia fallo di Saullo che se ne accusa subito, chiede scusa. Punizione già battuta dal Gonzaga. Profeta, incontro riceve Cassata che scambia col suo centrale, poi Di Giovanni con un controllo non perfetto, converge ancora Di Giovanni che guarda la porta, serve Acquaviva il quale fa passare con un tacco troppo lezioso e si tramuta in una palla persa. Poi attenzione a Conan che rischia, seguito da Vivona, riesce a liberarsene. Sempre Conan, giocata in avanti, intercettata però da Ala. Saullo, palla in avanti proprio ricevuta da Saullo che alla meglio su Profeta calcia,
quasi spazientito. La palla finisce docile tra le mani di Lorello, che ha già rimesso in gioco i compagni, in particolare Spallini. Alesso, Cannella, prova a passare, contrastato fallosamente da Masucci. Attenzione al palazzo! Parte il ribaudo! È la morte di una bagherina! Punizione per Gonzaga sui piedi di Spallino. Sono appena in 3 in area per la squadra in maglia verde. Qui la palla in qualche modo arriva al limite, si lotta, poi attenzione al colpo di testa che favorisce Paradiso, il quale spazia. Lorello, poi sulla sinistra prova a passare Di Giovanni, che è venuto a prendere palla molto basso questa volta, non riesce a guadagnare il calcio di punizione. Allora attenzione ad Ala che sprinta, stringe verso il centro, fallo di Di Giovanni che chiede subito scusa. Per la Costaglia, che ha un po' passato il ritmo in attacco in questa fascia centrale del primo tempo, quasi a voler gestire anche le energie, ma non ci si può mai fidare. Nella partita precedente a questa lo dimostra, anche perché il Gonzaga prova a ripartire con Alesso, che ha preso in velocità Bongiardina. Ancora Alesso, Bongiardina però gli taglia la strada, gli concede solo fallo laterale, ma torna ad attaccare un buon Gonzaga, che dopo aver subito il gol ha gestito l'assalto della Costaglia e adesso sta facendo la partita, sicuramente obbligato dal risultato, ma anche spinto da una buona qualità di gioco. Qui attenzione alla palla che arriva allontanata, poi Sutera non si accontenta del fallo laterale e sbaglia perché regala palla ad Ala. Poi Di Giovanni, il rimpallo lo sfavorisce, l'attenzione alla partenza con Pizzolato. Vivona fermato dall'ottimo intervento di Profeta, il ritorno di Vivona è falloso. Calcio di punizione per il Gonzaga. 7 da giocare nel primo tempo, 1-0 come vedete per la squadra di Pirrone, grazie al super gol di Ala. Qui Paradiso perde una brutta palla, la riconquista subito dopo. Conan di testa, arriva Lorello che mette subito in movimento Spallini. Spallini porta su Acquaviva, la sterzata, poi tocco per Profeta. Di Giovanni fa correre ancora il suo difensore, Profeta va giù, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Profeta che sta cercando di entrare nelle azioni d'attacco con una certa insistenza. Calcio di punizione ovviamente sulla palla di Giovanni. La battuta alle stelle. Allora ci avviamo agli ultimi 5 minuti del primo tempo. Palla lunga con Vivona, tamponamento con Profeta, si gioca, poi esce bene Genco che recupera palla, dribbla un avversario, occhio alla ripartenza della Costaglia.
con la corsa di Foscari, la sterzata, il destro, Lorello in calcio d'angolo, era Masucci non Foscari, ma cambia poco. Mantenuto bene la posizione Lorello, tiro potente, non angolato, alzato in calcio d'angolo dal numero 1 del Gonzaga. Torna a farsi sentire in quello che potrebbe essere una sorta di copione del secondo tempo, ovvero sia Gonzaga a fare gioco, Costagaglia a ripartire. Occhio all'angolo, palla che rimane in area, allontana Acquaviva. Quel primo ad arrivare è Di Giovanni che viene pressato fallosamente da Vivona. Punizione Gonzaga. Profeta gioca su Conan, poi toccò a destra per Spallino. Giambona, un fallo che gli consente di servire Alesso. Alesso affrontato ancora da Bongiardina, quello che si sta ripetendo ormai dall'inizio della gara. È stato giù il numero 9 che non è riuscito a guadagnare il fallo, poi concede semplice rimessa a Paradiso. Allora con le mani il capitano del Costagaglia, Conan, la palla scorre, interviene Cassata, poi Giambona col dribbling su Genco, avanza Giambona, tocco per Alesso, forse troppo lungo, Alesso arriva sul pallone, Domitrache in calcio d'angolo. E a 3 dalla fine, opportunità dalla bandierina. Se ne occupa il capitano, Cassata. Palla che spiove, non ci arriva Giambona, per la palla rimane in area. Conan contrastato, riesce ad allontanare solo per un attimo la difesa del Costagaglia, poi sbaglia il controllo Cannella, cerca la ripartenza adesso la squadra in maglia giallo evidenziatore che avanza con Vivona, l'anticipo da parte di Spallino, poi Acquaviva prova ad andare fronte alla porta, ancora Acquaviva, il tocco intercettato per Di Giovanni che arriva. Di Giovanni col destro, rimpallato, Alesso riesce a mettere il piede. Vivona attende il movimento del compagno, si tratta di Masucci che qui non riesce a giocare la sfera. Conan allontana, Cassata prolunga di testa, poi Giambona usa il fisico e si gira, viene affrontato in maniera perfetta da Vivona, controlla poi Piazza, un po' di confusione, poi fallo di mano di Cannella, calcio di punizione. Punizione per Costagaglia con Paradiso. Palla che arriva in area, Conan, nonostante la trattenuta di Piazza che viene giudicata fallosa dall'arbitro. Allora punizione quando sta iniziando l'ultimo minuto dei 25. Poi sarà solo recupero eventuale prima dell'intervallo, ricordo. Gol di Ala dopo 2 minuti e vantaggio che la Costagaglia del Campo sta provando ad amministrare, mentre prova a chiudere in attacco, prova a cercare il pareggio sul filo del rasoio del primo tempo la squadra guidata da mister Inzerillo, che qui attacca con Acquaviva. Profeta, Conan avanza, poi cerca dall'altra parte Sutera che non controlla bene, costretto a indietreggiare il numero 3 sulla pressione di Ala che non lo fa girare, poi Sutera in qualche modo con una magia ci riesce. Sempre Sutera viene fermato, prova a vincere il rimpallo, poi Acquaviva con il destro blocca senza grossi problemi Lo Duca, e questo l'ultimo tiro del primo tempo, finisce 1-0
in favore della Costa Cagliadelcam, decide per il momento il super gol di Ala, ma Gonzaga in netta crescita, vedremo che secondo tempo sarà, ma solo dopo un piccolo intervallo. Torniamo anche in cronaca per il secondo tempo di Costa Cagliadelcam Gonzaga, seconda semifinale del tabellone allievi regionali Under 17. La prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno, secondo tempo che sta per iniziare, 1-0 per la squadra di Mister Pirrone dopo i primi 25 minuti. A decidere il gran gol realizzato da Daniele Ala, che è proprio sotto la nostra postazione mentre inizia il secondo tempo. Il primo pallone a disposizione degli uomini che sono attualmente in vantaggio con Vivona. Adesso Ala, cambio di gioco letto in anticipo da Spallino, che però sbaglia. Masucci, fermato proprio da Spallino, poi arriva Acquaviva. Non vedo novità
nelle formazioni che hanno concluso il primo tempo e hanno iniziato il secondo. Intanto pallone spazzato da Dumitrache con Di Giovanni che arriva per primo. Di Giovanni, la sterzata, poi il tocco per Giambona che viene preso in controtempo, poi prova ad uscire bene Vivona, passa sul primo avversario, Vivona punta Conan, è arrivato Piazza, non lo ha visto Vivona, poi la grande chiusura di Conan in 1 contro 1. Acquaviva con calma il Gonzaga, Conan con Profeta ad avanzare. Alesso, palla per Di Giovanni che prova a entrare in area di rigore. Di Giovanni, la piazza! 1-1, gran gol di Giovanni che toglie le ragnatele dal 7, imparabile per Ignoto, e porta in parità il risultato, meritatamente il Gonzaga. Che bella la giocata di Giovanni che è andato via sulla sinistra, la prima volta che è riuscito a trovare il fondo, ha guardato la porta e l'ha messa là dove Ignoto non poteva davvero arrivare. 1-1 dunque, in equilibrio anche la seconda semifinale. Ora tutto da rifare per un Costagaia che è calato alla distanza dopo i primi 10 minuti di ottima fattura. Gonzaga almeno superiore sul piano del gioco dopo questa soglia, e ancora Di Giovanni che vuole continuare a stupire. L'1 contro 1, Genco commette fallo, calcio di punizione giallo per il 10 di Pirrone. Il 10 di Mister Inzerillo invece prova a prendere per mano la sua squadra. Calcio di punizione per il Gonzaga. Sul pallone c'è il capitano Francesco Cassata. La battuta sul secondo palo allontana Genco. Mi dire cosa ci giochiamo perché questo lo conosco e ci ho fatto la docente. Quella palla messa in angolo da Paradiso, Gonzaga che è ancora padrone del campo. Ed è Acquaviva a battere dalla bandierina. Palla nel cuore dell'area, colpo di testa a mettere fuori, poi la conclusione, più liberatore che altro, da parte di Cannella. L'avanzata da parte di Bongiardina, sponda di Piazza, poi Conan a vuoto qui Paradiso, gli dà una mano in copertura Bongiardina, quella che rimbalza pericolosamente, Profeta però è da solo e può lanciarla. Di Giovanni di testa per l'avanzata di Giambona che salta un avversario, c'è però Genco a chiudere in aiuto. Fallo laterale ancora per il Gonzaga. Con le mani su terra, colpo di testa, poi può liberare, può uscire dalla zona rossa. Ala che però perde una brutta palla di Giovanni ancora sullo stesso angolo di prima, questa volta non trova la porta e allora corre ai ripari con il primo cambio Mister Pirrone che manda nella mischia Foscari. Esce Piazza che sta facendo tanta fatica. Anzi, non esce Piazza, scusate, esce Masucci. Piazza si allarga. Piazza che sta facendo un po' di fatica nel ruolo di punta centrale. Allora lo sposta Mister Pirrone e manda dentro un altro giocatore nella posizione di riferimento avanzato. Vivona proprio a far correre il nuovo entrato Foscari. Ancora Vivona di testa. Acquaviva non arriva, sulle sue spalle Saullo che cerca Ala ma non lo trova. Acquaviva per la corsa di Cannella che viene anticipato, poi Paradiso con un piccolo brivido riesce a passare. Piazza cerca ancora la corsa del suo capitano, si sgancia Conan per chiudere, gran partita
fin qui da parte di Jean-Paul Conan, che qui però non riesce a trovare i compagni. C'è l'uscita di Laurel. Cassata. Porta sul pallone il capitano del Gonzaga, Alesso. Si gira fronte alla porta di Giovanni. Controllo a seguire. Il destro è di Giovanni. Dumitra che si oppone. Calcio d'angolo. Chissà dove sarebbe finita questa bordata da parte di Salvatore Di Giovanni. Tiro dalla bandierina, primo palo, c'è la deviazione a mettere fuori per Paradiso, non allontana in maniera definitiva, sbaglia Cannella. Buona qui la giocata da parte di Sutera che si libera di due avversari, poi passaggio un po' ritardato, c'è comunque Profeta, il tocco per Di Giovanni, d'esterno mette in mezzo, Dimitra che mette fuori, poi Acquaviva al volo! Acquaviva! Sorpasso Gonzaga! E gran gol da parte del centrocampista di mister Inzerillo, e nel giro di 7 minuti riesce al Gonzaga ciò che non era riuscito nel primo tempo, ovvero trovare la via del gol. Lo fa con due grandi giocate individuali, ma soprattutto lo fa, a mio parere, con grande merito. Ripeto quanto detto prima, Costa Gaia del Cam prova di grande qualità nei primi 8-10 minuti, poi improvvisamente e senza motivo sparita dal campo la squadra di Pirrone, è cresciuta a dismisura invece quella di Inzerillo, che già meritava il pareggio prima della fine del primo tempo e adesso si trova in vantaggio. Saullo, vediamo come imbastisce la replica la Costa Gaia, con la palla però allontanata da Profeta dopo il tocco da parte di Spallino, fallo laterale in zona d'attacco. Tanto cambi con l'ingresso in campo di Mensah e l'uscita di Giambona. Occhio però alla palla recuperata con Di Giovanni che prova a lanciarsi in contropiede, serie di finte del 10 che poi tocca per Sutera, scambiano i due con grande qualità. Eccolo Mensah, primo pallone della sua partita, anzi Hossein, scusate, maglia numero 19, e poi sbaglia il passaggio per Di Giovanni. Hossein Rabbi. Recupera palla il Gonzaga, forse un tocco col braccio ma si gioca per il vantaggio. Acquaviva, Spallino alleggerisce per Conan, qui a vuoto Vivona, ma la palla è ancora buona per la Costa Gaia del Cam che spinge a destra con Pizzolato. Pizzolato avanza, intercetta qui Profeta che poi chiude una seconda volta. Cassata verso Di Giovanni che ha spazio, palla sulla corsa di Hossein che attacca la profondità, chiusura energica e regolare da parte di Bongiardino. La rimessa è per la Costa Gaia con Dumitrache che tocca per Bongiardino. La palla giocata in avanti, ancora però la chiusura di un imperioso Conan, poi Spallino in scivolata, c'è Piazza,
Si continua a lottare Vivon. E poi c'è fuori gioco da parte di Ala. Vai Daniele! C'è un cambio intanto per il Gonzaga con l'ingresso in campo di Costanza. Esce Alesso che ha lottato, ha preso e dato calci. Quello è in un certo senso anche il ruolo dell'attaccante. Al suo posto Costanza. Punizione già battuta dal Gonzaga con la palla gestita da Profeta. Lancio lungo a provare a mettere in movimento proprio il nuovo entrato, anticipato da Pizzolato. Bongiardino, non si capisce per un attimo con Paradiso, poi scambiano il pallone i due. 15 minuti e mezzo trascorsi, ci avviciniamo a metà ripresa con Piazza che sgomma sulla sinistra. Ancora Piazza, ingresso in area, Conan, ancora Conan. Che partita che sta giocando il centrale, che poi guadagna anche calcio di punizione. Grossa prestazione da parte di Jean-Paul Conan. Le indicazioni di mister Inzerillo ai suoi ragazzi, mentre Lorello batte lungo, contrasto con Costanza che recupera, palla in avanti a cercare Cannella, quale reclama una trattenuta, però la palla arriva facilmente dalle parti di Ignoto. Qui la scivolata vincente da parte di Costanza è un'autostrada per Di Giovanni. 3-1 per il Gonzaga. Sanguinosa la palla persa in difesa dalla Costa Cajadelcam, che è in rottura prolungata. Segna ancora Salvatore Di Giovanni. 3-1. E a 12 minuti dalla fine sta per andare in scena quello che gli americani chiamerebbero un altro upset, ovvero una seconda che batte una prima. Intanto cerca di ripartire la Costa Caia, che ha bisogno urgentemente di un gol per rimettersi in carreggiata. Qui Ala prova a costruire dalle retrovie, la palla sul sinistro, scucchiaia dentro, Piazza, spalla alla porta, prova a tenerla, ancora Piazza, si gira, Piazza, sinistro sul fondo. Profeta, pallungo, qui la tocca con la mano Costanza, involontario, ma poi sempre fallo. La punizione per l'11 di mister Perrone, battuta verso l'area, colpo di testa di Piazza, quello poi di Profeta a liberare, spazza via Sutera, non vuole perdere tempo. Poi Dumitra che alleggerisce, questa volta più deciso dopo l'errore di prima che è costato caro alla sua squadra. Vivona, Pizzolato, c'è spazio qui per Genco che riceve, vede l'arrivo dei compagni a sinistra, c'è Paradiso, Saullo, spalla alla porta, Piazza affrontato fallosamente, calcio di punizione. C'è la punizione dunque.
Palla che arriva in area, colpo di testa di Foscari, poi in qualche modo allontana la difesa. Paradiso con la sforbiciata, palla fuori. C'è un cambio ancora nel Gonzaga. L'ingresso in campo di Baudo al posto di Cassata. E Lorello pronto a effettuare il rinvio. Poco meno di 9 minuti alla fine. Subito chiamato in causa Baudo, che non riesce a gestire il pallone. Divona prende in controtempo Foscari. Lorello chiama il pallone ma troppo lontano per giocarlo. Allora Conan non vuole correre rischi, mette la palla fuori. Palla recuperata ancora dalla Gonzaga, che avanza con Acquaviva. 3 contro 3. Acquaviva, arriva Di Giovanni a supporto, arriva anche dall'altra parte Cannella, che anticipa Bongiardina, può mettere il pallone in mezzo, lo chiude Paradiso, ma ancora Cannella. Acquaviva. Il cross respinto con la schiena dalla difesa, in particolare da Bongiardina. E palla in fallo laterale. C'è un cambio, esce Dumitrache per la Costa Gaia. Il cambio con l'ingresso in campo di Provenzano, maglia numero 15. Tanto tocco di Saullo, calcio d'angolo. E adesso cerca di legittimare la vittoria, cerca di chiudere i conti nel più breve tempo possibile. Il Gonzaga con Hossain che va alla battuta dalla bandierina. 6,5 più recupero, battuta sul primo palo. Tocco con la mano da parte di Costanza, che non riesce ad arrivare sul pallone. Punizione Costa Gaia del CAM. Ricordo che chi perde questa gara torna subito in campo per la finale terzo e quarto posto. Mentre intanto entra in campo La Torre, maglia numero 14 per il Gonzaga. È uscito Cannella. Ala fermato, sparito dal campo anche lui dopo l'inizio folgorante di partita. Baudo, tocco corto per Di Giovanni, poi Hossain. Di Giovanni non riesce ad arrivare, poi lotta anche su Provenzano. Alla fine l'ultimo tocco da parte di Sutera per un fallo laterale battuto da Genco. Prova a lottare Foscari, il quale prende forse anche un colpo all'orecchio sinistro. Numero qui di Di Giovanni, sombrero a Provenzano e fuga verso l'area. Di Giovanni, il tocco per Costanza, che non ci ha creduto, forse era anche in fuorigioco. Hossain con recupero. Quella giocata centrale, anticipata ancora Costanza all'intervento di Pizzolato. Crampi probabilmente per il 2 dall'altra parte. Recupera Spallino. Questa giocata col tacco di Costanza, poi la palla gli torna sul piede. Lo ferma Paradiso, rimessa ancora per il Gonzaga. Padrone del campo dopo, ripeto, i primi 8-10 minuti in cui ha fatto fatica a capirci qualcosa. Poi i ragazzi di Inzerillo hanno preso le misure agli avversari e sono stati loro a esercitare un dominio
tecnico ma anche psicologico sulla partita, fino a segnare 3 gol nel primo quarto d'ora di secondo tempo. Doppietta di Di Giovanni, in mezzo la splendida volée di Acquaviva. Qui intanto lotta, spalle alla porta la Torre, c'è stato uno scontro in area, si è rialzato il numero 14, si rialza anche Pizzolato, l'altro giocatore rimasto colpito dallo scontro. Palla scodellata per Ignoto. Vivon la gira su Genco, avanzare il 10, contrastato il suo passaggio da Baudo, poi Costanza arriva per primo, Genco con la spallata non riesce a fermarlo, ci pensa allora Bongiardino. Qui Paradiso non riesce a scambiare ancora con Genco, fallo laterale, c'è cambio per il Gonzaga, è il momento dell'uscita di quello che è l'uomo del match, ovvero sia Salvatore Di Giovanni. Prende il suo posto Osumanu Mensah. C'è un altro cambio, esce Acquaviva, entra Meli, maglia numero 17. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine. Mensah, poi Hossain, capisce tutto Bongiardina che anticipa, ma ancora Gonzaga in possesso, c'è forse una spinta di Paradiso su Mensah, rimessa per il Gonzaga, quello gesto di stizza, di frustrazione del capitano del Costacaglia che non ha perso una partita ieri, le ha vinte tutte e 3, giocando anche molto bene a calcio, dimostrando di stare bene sul campo. Poi però il blackout, quando meno te lo aspetti, Gonzaga che si sta dimostrando squadra qualitativamente molto valida, che sta bene in campo, che sta ampiamente meritando l'accesso in finale. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena in questo finale, saranno le seconde classificate a giocarsi il titolo degli allievi nel primo memorial dedicato a Carmelo Bongiorno. E soprattutto non ci sarà, a differenza di quanto è accaduto con i giovanissimi, una finale tra due squadre dello stesso girone. Si sono affrontate 2 giorni fa Palermo e Academy Panormus, che hanno superato il turno nel girone giocato al Santo Canale. Qui invece di fronte la seconda del girone di Misilmeri e la seconda del girone di Terrasini. Intanto cambio per il Gonzaga, entra Di Giorgio al posto di Spallino, staffetta tra terzini destri, un paio di minuti di riposo extra per Lorenzo Spallino. Tanto cambia anche dall'altra parte, tocca a Brucia con la maglia numero 3 e tocca ad Abate con la maglia numero 17. Vanno fuori Genco e Piazza, ed ormai entrambe le squadre aspettano solo il triplice fischio che manderà il Gonzaga in finale e Costacaglia del Cam nella finalina, terzo quarto posto. Saranno dunque Costacaglia del Cam e Fortitudo Bagheria a giocarsi il terzo gradino del podio nella partita che inizierà tra pochi minuti, giusto il tempo di dare un po' di respiro, di riposo agli uomini di Mister Pirrone. L'arbitro, senza dare recupero, manda le squadre virtualmente negli spogliatoi, manda soprattutto il Gonzaga in finale nel tabellone allievi della primo Memorial Carmelo Bongiorno. Solo finalina invece per il Costacaglia del Cam, che affronterà tra poco la Fortitudo Bagheria. Noi ci salutiamo giusto per un paio di minuti, poi torniamo sempre